Siamo qui con il dottore Chanot, segretario del Fronte Nazionale Siciliano, Sicilia Indipendente, la edizione completa. Abbiamo qui il simbolo del fronte che è incluso nel simbolo elettorale del popolo dei Forconi, Mariano Ferro presidente. Allora, dottore Chanot, in questi giorni si parla molto della Sicilia e delle regioni, c'è un bombardamento mediatico sulla Sicilia anche perché di solito le elezioni coincidono con quelle, spesso sono coincise con quelle nazionali, mentre stavolta la Sicilia va a votare quasi da sola e quindi tutti i giornali, tutte le televisioni sono concentrate sulla Sicilia. Qual è il problema di queste regioni che in questo momento se ne parla così tanto? Ma diciamo ci sono tanti problemi obiettivamente in Sicilia ed è giusto che se ne parli, ma una sorpresa amara è stata vedere, leggere sui giornali, sentire ripetere dai mass media una provocazione, ritengo che sia una provocazione, ma insomma potrebbe essere invece una parte di un piano ben congegnato di un famoso giornalista di origine siciliana che ha proposto di sopprimere lo statuto, di sopprimere la regione e via dicendo, inserendosi in un discorso che c'è a livello italiano di sopprimere le regioni, cioè col pretesto che ci sono molti scandali, molti sperperi, poi non parliamo della regione siciliana, no? Però ecco, stimola delle riflessioni questo fatto. Intanto se parliamo della regione siciliana, bisogna distinguere l'autonomia dalla regione, dall'apparato, eccetera, ma sia l'autonomia in quanto statuto e sia la regione in quanto struttura burocratica sono state gestite dai partiti italiani centralisti fin dal primo momento. Quindi quando si accusa la Sicilia e il popolo siciliano degli sperperi della regione è proprio qualcosa di estremamente offensivo, di razzistico, perché i siciliani sono vittime di questo sfruttamento coloniale che attraverso la corruzione diventa più capillare, diventa più pericoloso, diciamo, così come sono vittime di tutti gli accordi che l'Italia e poi l'Europa, ma quando l'Europa fa un accordo contro gli interessi della Sicilia, è un accordo che comunque è stato concordato, cioè l'accordo con paesi terzi come quello per esempio con il Marocco per l'importazione di prodotti concorrenziali con quelli siciliani, apparentemente è l'Europa, ma l'Europa da chi è fatta? È fatta dagli stati dominanti. Quindi non è che il governo italiano non sa niente dell'accordo del Marocco, oppure per la legge sulla pesca che penalizza i pescatori siciliani, insomma, che da padroni del Mediterraneo stanno per essere buttati fuori e le vicende di questi giorni lo confermano. Insomma, c'è una situazione e questa situazione così drammatica alla quale solo una lista di rottura, ma non voglio fare propaganda elettorale, lo dico perché questa è la verità, una lista di rottura, qual è quella del popolo dei Forconi, Mariano Ferro presidente, FNS, può diciamo affrontare, perché gli altri sono i responsabili della crisi. Io sono convinto che le sorti della Sicilia non sarebbero tanto in basso, che la Sicilia non sarebbe tanta calpestata come avviene in questi giorni se non ci fossero stati i cavalli di Troia, cioè dei partiti, degli uomini, dei gruppi di potere che si travestono da sicilianisti per pugnalare alle spalle la Sicilia. Mai come in questo momento. Si è parlato di divisione della Sicilia, si è parlato di ponte sullo stretto, si è parlato di trame per cedere alla Cina chissà che cosa. E come avviene in questi giorni, come è avvenuto in questa legislatura, una cosa scandalosa. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna informare l'opinione pubblica internazionale, quella italiana, quella siciliana, su ciò che rappresenta l'autonomia per la Sicilia. Guardate che è stato un compromesso, un patto tra il popolo siciliano in armi e lo Stato italiano. Quando si parla di statuto in maniera asettica, quando si ciurla per il manico parlando di statuto e mitizzando lo statuto, si dice una grossa bugia per sfuggire ai problemi siciliani di oggi, però quello statuto così malmesso, così male utilizzato, così tradito dagli stessi partiti che fanno finta di difenderlo, quello statuto è la testimonianza di un patto
e noi insistiamo per il pactum, se cade la regione, se cade lo statuto, cade anche il pactum e quindi la Sicilia richiede la propria indipendenza. Benissimo, grazie dottor Scianò.